Buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Palermo raccomandava di rivolgersi al suo avvocato tributarista se gli fosse successo qualcosa. Angelo Onorato, l'architetto trovato morto in macchina ieri. La moglie e la figlia non si è tolto la vita, ma i primi esami sul cadavere senza segni di violenza fanno propendere per il suicidio. Catania, in manette per incendio doloso, il proprietario del bar sul lungomare devastato dalle fiamme ad aprile, ha arrestato anche un presunto complice, indagata una terza persona. Interrogatorio domattina in carcere ad Agrigento per il meccanico di Cianciana che ha accoltellato la moglie e i due figli. La donna, che ora sta bene, voleva separarsi e rientrare in Polonia. Migliorano le condizioni dei bambini. Dai terreni agricoli alle città la mancanza d'acqua pesa sempre di più. Martedì a Palermo manifestazione di Coldiretti. Schifani, la Sicilia soffre per la più grave siccità da 50 anni. Contributi agli allevatori nel più breve tempo possibile. Catania ha sequestrato una maxi discarica a cielo aperto in via San Giuseppe all'Arena, nella zona di Fontanarossa. Musica, storie e personaggi della nostra terra con Carmen Consoli in concerto a New York. Il tour americano della cantantessa proseguirà a San Francisco, Los Angeles e Miami. Ad agosto, gran ritorno in Sicilia. Calcio, delusione e rabbia tra i tifosi del Catania, fermato dall'Avellino nella corsa ai playoff di Serie C. I campani hanno ribaltato il match dopo il vantaggio rosso-azzurro iniziale del solito Cianci. Palermo, dopo la sconfitta con il Venezia, al via la rivoluzione. Mignani verso l'addio, ipotesi panchina, Zanetti, Dionisi e non solo. Potrebbe andare via anche il DS Rinaudo. Bentrovati. Palermo raccomandava di rivolgersi al suo avvocato tributarista se gli fosse successo qualcosa. Angelo Onorato, l'architetto trovato morto in macchina ieri. La moglie e la figlia, è stato un omicidio, ma i primi esami sul cadavere senza segni di violenza fanno propendere per il suicidio. Marco Cullà. Una lettera e alcune telecamere. Passa da questi elementi la possibile soluzione del giallo della morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Suicidio o omicidio? Lo hanno ammazzato, ha detto subito la moglie, l'europarlamentare Francesca Donato. Mio padre non si è suicidato, ha aggiunto invece la figlia di Onorato, architetto e titolare di casa negozio di arredamento e materiali per l'edilizia in Viale Strasburgo. Vanno messi a posto comunque ancora tanti tasselli. Al lavoro ci sono i poliziotti della squadra mobile diretti da Marco Basile e quelli della scientifica. I primi stanno sentendo parenti e amici e acquisiscono le immagini di 2 telecamere che potrebbero avere ripreso il luogo dove è stato trovato il corpo. I secondi studiano dopo i rilievi eseguiti all'interno della macchina. La chiave di tutto però potrebbe essere anche una lettera che Onorato ha consegnato ad un amico avvocato che è stato ascoltato fino a tarda sera dagli inquirenti. In questa lettera il marito dell'eurodeputata Donato avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all'avvocato che conosce tutta la situazione. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Angelo Onorato avrebbe infatti confidato all'avvocato tributarista di avere problemi economici dovuti a debiti e a crediti che non riusciva a incassare. È uno degli spunti di indagini che gli investigatori stanno verificando, ma un altro elemento fondamentale è che nessun segno di violenza sarebbe stato trovato sul cadavere dell'uomo. Le analisi sembrerebbero quindi propendere per la tesi del suicidio. Gli investigatori hanno anche ascoltato l'eurodeputata Francesca Donato, moglie della vittima, e la figlia Carolina. Le 2 donne hanno scoperto il cadavere dell'uomo raggiungendo l'auto accostata al marciapiede attraverso il segnale GPS del cellulare. C'è un aggiornamento di poco fa. Vado a risolvere una questione con una persona di capaci, spero in maniera bonaria. L'avrebbe detto Angelo Onorato a un parente ieri, secondo quanto si apprende in ambienti vicini alla famiglia. L'architetto in mattinata, inoltre, sarebbe andato a prendere un familiare all'aeroporto e lo avrebbe portato a una festa organizzata per un battesimo in un comune vicino a Palermo.
Architetto con la passione per la politica, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, padre di 2 figli. Ecco chi era Angelo Onorato. Il ritratto è di Luca Ciliberti. Sono tutti increduli. Chi conosceva Angelo Onorato parla di lui come una persona solare, un amico, uno che era felice e lo dimostrava. Lavoro, famiglia, eventi, feste e politica. Una morte misteriosa che sconvolge la Palermo bene. Fino alla sera prima del macabro ritrovamento del suo corpo in auto, Onorato era stato visto a una festa al tennis club di Viale del Fante. Chi ha provato a ricostruire le ultime ore dei suoi spostamenti racconta che l'imprenditore era uscito di casa di mattina come sempre di buon umore, era passato dal cantiere di famiglia facendo battute con i dipendenti e trovato morto strangolato alle 3 del pomeriggio dentro la sua auto, sulla parallela dell'autostrada per l'aeroporto. Onorato, 54 anni, era originario proprio di Palermo, dove aveva vissuto e studiato. Figlio di imprenditori, era un architetto titolare di un negozio di arredamento per interni, Casa Arredamenti per la Vita, che aveva di recente ampliato e rinnovato nella sede di Viale Strasburgo. Dal 1999 era sposato con Francesca Donato, nata ad Ancona e trasferitasi per amore a Palermo, dove il 24 aprile la coppia ha festeggiato le nozze d'argento e dove sono nati i 2 figli, oggi ventenni, Salvatore e Carolina. Proprio la Donato nel 2019 è stata eletta a Strasburgo con la Lega per poi prenderne le distanze 2 anni dopo e avviare un suo progetto politico con il quale ha ottenuto il 3% alle ultime elezioni comunali. Nel 2022 invece Angelo Onorato si era candidato con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro alle regionali ottenendo 846 voti che non gli sono bastati per entrare all'Ars. Da inizio 2023 anche la moglie è entrata nella DC, diventandone vicepresidente nazionale e commissario per la Sardegna. Chi li conosceva parla di loro come una famiglia felice e bella. Le altre notizie: una donna di 90 anni è stata uccisa con un colpo alla testa nella sua abitazione a Borgetto, nel Palermitano, in una villetta di periferia. La donna abitava con il figlio di 60 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Partinico. A Catania 2 arresti per l'incendio al bar del Lungomare. È avvenuto 1 mese e mezzo fa. In manette il titolare del locale avrebbe innescato il rogo. Tonino De Mana. Sono scivolato sulle fiamme per spegnere l'incendio. La testimonianza del titolare del bar Cioccolato e Caffè sul Lungomare di Catania sin dal primo interrogatorio non aveva convinto gli investigatori. Troppe stranezze, troppi passi falsi, troppe contraddizioni. A distanza di 1 mese e mezzo dal rogo che ha devastato il locale, peraltro chiuso e in fase di ristrutturazione, la polizia ha eseguito 3 provvedimenti cautelari. Si tratta di Alessandro Leone, 42 anni, Antonino Russo, 40 anni e di un 39enne accusati a vario titolo e con differenti profili di responsabilità di incendio doloso, fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di congegni micidiali aggravati e favoreggiamento personale. Il provvedimento, eseguito dalla squadra mobile, è scaturito dalle indagini sulle 2 persone rimaste gravemente ferite a seguito dell'incendio avvenuto all'alba del 2 aprile scorso. Nel novembre del 2023 lo stesso esercizio commerciale era stato interessato da un altro incendio sviluppatosi per ragioni allora rimaste non chiarite. L'acquisizione dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze delle persone presenti al momento dell'esplosione hanno definito il quadro indiziario. Leone avrebbe acquistato la benzina, poi si sarebbe incontrato con Russo ed insieme avrebbero utilizzato alcune bottigliette Molotov, determinando l'esplosione che ha danneggiato il locale e l'edificio, ferendo gli stessi autori del raid incendiario. Sull'auto di Leone sarebbero stati trovati 2 imbuti, un rotolone di carta, guanti in lattice, lo scontrino del distributore di carburanti ed un detergente per tessuti. Una terza persona, ausiliario alle dipendenze di una ditta incaricata dei servizi di pulizia dell'ospedale, è indagata invece per favoreggiamento, avendo avvisato Leone della presenza di microspie all'interno del reparto di degenza. Sarà interrogato domattina nel carcere di Agrigento Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che ha accoltellato la moglie e i 2 figli. La donna, che ora sta bene, voleva separarsi e rientrare in Polonia. Migliorano anche le condizioni dei bambini. Davide Sardo.
Domani mattina nel carcere di Lorenzo ad Agrigento alle 8:30 i magistrati della procura di Sciacca interrogheranno Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che giovedì scorso ha accoltellato la moglie e i 2 figli. Qualora non si avvalga come nel primo interrogatorio della facoltà di non rispondere, Alba sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Saccense Antonino Cucinella e dal sostituto Brunella Fava, delegata dal procuratore Roberta Buzzolani. E al fianco di Alba siederanno gli avvocati Luca Burgia e Maurizio Gaudio. Nel frattempo sono ancora in miglioramento le condizioni cliniche del figlio Christian, 7 anni, operato al civico di Palermo, dove gli sono stati estratti dei frammenti della punta del coltello utilizzato dal padre e poi trasferito all'ospedale dei bambini di Cristina, dove è ricoverata in terapia intensiva la sorella di 3 anni, Sara, ancora sedata. Lei non ha subito interventi chirurgici, ma solo tanti punti di sutura per le gravi e profonde ferite. Meno grave è la madre, già operata a Ribera, all'ospedale Fratelli Parlapiano, e prossima ad essere dimessa. Lei avrebbe voluto separarsi dal marito e rientrare con i suoi figli in Polonia, il suo paese d'origine. Ciò ha scatenato contrasti e dissidi nella coppia fino all'ultima lite sfociata nel sangue. Dai terreni agricoli alle città, la crisi idrica pesa sempre di più. Martedì a Palermo ci sarà una manifestazione di Coldiretti. Schifani dice è la più grave siccità degli ultimi 50 anni. Ci saranno aiuti immediati per gli allevatori. Francesco Aloi. Martedì prossimo si torna in piazza. Qualche giorno di pioggia infatti non ha risolto la siccità in Sicilia, la più grave degli ultimi 50 anni secondo Schifani. Dal governatore la dichiarazione dello stato di emergenza, ma per agricoltori e allevatori non basta. Anche per questo si incontreranno a Palermo. Con il presidio a Palazzo d'Orleans faranno sentire la loro voce. Da Coldiretti la critica alla scelta del presidente della regione di fare arrivare il fieno agli allevatori attraverso le organizzazioni di categoria. Così, dicono, non si possono sfamare subito gli animali. Intanto Schifani ha già dato mandato ai suoi uffici per sbloccare immediatamente i 10 milioni di euro di aiuti. Ma la carenza idrica arriva fino ai rubinetti di casa. Nell'Agrigentino e nel Nisseno la situazione è più critica. E poi c'è chi forse ha trovato un'altra soluzione. L'idea arriva dal deputato Ars di Fratelli d'Italia, Catania, che propone la stimolazione artificiale delle piogge, ma i campi restano bruciati dalla siccità e l'estate deve ancora arrivare. Catania, scoperta e sequestrata una maxi discarica a cielo aperto nella zona di Fontanarossa. Luca Ciliberti. Le immagini sono eloquenti. Vasche in Eternit, mobili fatti a pezzi e abbandonati, migliaia di scatole che inizialmente contenevano verosimilmente materiale per l'edilizia e poi sacchi in cemento, materiale di risulta e l'immancabile spazzatura gettata lì da chi si è sentito autorizzato perché di fronte si è trovata una vera e propria discarica a cielo aperto. Stamattina la polizia commerciale del comune di Catania, guidata dal commissario Filippo Sigali, è intervenuta in via San Giuseppe l'Arena, nella zona sud della città, dopo diverse segnalazioni di cittadini estenuati che da tempo chiedono l'utilizzo delle telecamere in tutta la zona contro gli zozzoni. L'area in questione è stata sottoposta a sequestro, si trova a pochi passi dall'aeroporto Fontanarossa. Sulla stessa strada insistono numerosi parcheggi e autonoleggi ad uso di migliaia di viaggiatori che ogni giorno transitano da quelle parti, turisti compresi. Non c'è che dire, un'altra bella ed edificante cartolina di Catania e dei suoi abitanti. Delusione e rabbia tra i tifosi del Catania, fermato dall'Avellino nella corsa nei play-off di Serie C di calcio. I campani hanno ribaltato il match dopo l'illusorio vantaggio rossazzurro. Tonino De Mana. Ci ho creduto come ci hanno creduto tutti. Prima l'illusione, poi la delusione e la consapevolezza che Piazza Europa non si tingerà di nuovo di rosso e azzurro per i festeggiamenti del Catania. Sì, perché il Catania ha lottato fin quando ha avuto le forze prima di arrendersi all'Avellino che nel finale ha effettuato il sorpasso decisivo. Il sogno promozione degli etnei si è fermato al minuto 83. Comprensibile l'amarezza dei tifosi. Dovevamo fare il 2-0. Non è stato capace di fare il 2-0 nel secondo tempo. 7 minuti si potevano fare tantissimi, però penso che già erano abbastanza stanchi. Fortuna o calo fisico? Può essere anche calo fisico. Un amaro ci hanno lasciato. Purtroppo è andata così. Che peccato! Titolo azzeccato.
Il titolo è azzeccato, però l'Avellino è il risultato di una squadra più squadra del Catania sicuramente, e poi secondo me hanno vinto anche perché l'allenatore ha avuto a disposizione delle alternative migliori di quelle che aveva il Catania. Si poteva fare di più, o forse il Catania si era spinto oltre le proprie possibilità. Il parere dei tifosi è più che una sentenza. Anzi, che è arrivato a quel punto è fortunato, no? O no? Con quella squadretta che aveva. Smaltita la delusione, è già tempo di guardare avanti. Il Catania ha bisogno di una squadra, almeno in Serie B. Potrebbe essere una base di partenza questa? Certo, senz'altro. Ci rifaremo la prossima volta, il prossimo anno. Forza Catania. Perché quello che contava è andare in Serie B. Spero che l'anno prossimo possiamo andare in Serie B. Tra poco vi presenteremo il servizio sulla partita con l'Avellino. Intanto musica nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte, seconda edizione di A Nome Loro, musiche e voci per le vittime della mafia, lunga maratona musicale e non solo, in ricordo delle vittime di mafia. Laura Spanò. Ancora una volta per questa seconda edizione di A Nome Loro al Parco Archeologico di Selinunte non c'è stata solo la musica ma anche le voci dei familiari delle vittime di mafia. Una seconda edizione che ha voluto ribadire con forza, attraverso la vitalità della musica e la bellezza di un luogo dall'immenso patrimonio archeologico, l'esigenza di tenere alta la guardia rispetto al fenomeno mafioso e mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia. Un evento che vuole anche valorizzare l'estrema ricchezza artistico-culturale di una terra per troppo tempo identificata esclusivamente con le attività del crimine organizzato. L'iniziativa è nata da un'idea di Shademan Veracina all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Sul palco a Selinunte si sono esibiti anche Antonio Montinaro, figlio dell'agente morto nella strage di Capace, Rosa Maria Vento, figlia di Vincenzo, ucciso a Castelvetrano, ed Emilia Catalano, nipote di Agostino, l'agente ucciso nella strage di Via D'Amelio. Il lungo pomeriggio di musica e voci per le vittime di mafia ha avuto inizio alle 15. Lunghissima la lista degli artisti, da Levante alla rappresentante di lista, Malika Ianne, a Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Arisa. Sul palco anche Donatella Finocchiaro, Luigi Locascio, Paolo Briguglia e alcuni familiari di vittime di mafia, presente anche Giuseppe Cimarosa, figlio del collaboratore di giustizia Lorenzo e nipote di Matteo Messina Denaro. Da Selinunte a Catania con la musica ancora. Mario Incudine, Anna Vitale e Antonio Vasta ieri in concerto nella chiesa di Cristo Re con canti sacri, melodie religiose e popolari, un viaggio musicale e teatrale nella tradizione alla scoperta di luoghi e radici nascoste della Sicilia. L'evento è stato organizzato dal gruppo culturale Gaetano Zito, che ha raccolto l'invito di Papa Francesco per una pastorale del rumore. La prima tappa del tour Terra Canunzenti di Carmen Consoli ha conquistato New York. Dopo una serie di appuntamenti tra l'America e l'Europa, ad agosto la cantantessa tornerà in Sicilia. Simona Mazzone. Terra Canunzenti, la Sicilia, con i suoi paesaggi, le storie, i personaggi, è sbarcata al Poisson Rouge di New York grazie a Carmen Consoli e al suo tour Terra Canunzenti, che è arrivato oltreoceano per la sua prima tappa, con brani della tradizione e canzoni che omaggiano i conterranei Franco Battiato, Rosa Balisteri, Ignazio Buttitta. La cantantessa catanese, dopo alcune date in giro per l'America tra San Francisco, Los Angeles, Miami e una tappa in Canada, tornerà in Europa, in Spagna, in Italia con un evento a Pompei e poi in Sicilia, nella sua amata terra, l'8 agosto a Milazzo, il 9 a Finale di Pollina nel Palermitano, il 10 agosto a Marina di Monica e l'11 nell'area archeologica di Morgantina. Facciamo la nostra breve pausa, tra poco torneremo con il calcio giocato e con la doppia delusione dei siciliani per le due eliminazioni di Catania e Palermo dai play-off. State con noi. Vi aspetto.
Eccoci di nuovo insieme con il calcio giocato. Poco fa abbiamo sentito la delusione dei tifosi dopo che il Catania ha dovuto fermare la corsa nei play-off di Serie C. Si è imposto l'Avellino, ribaltando il match dopo il vantaggio rossazzurro iniziale segnato dal solito Cianci. Vediamo con Marco Carli. Il sogno, come l'aveva chiamato Zeoli, è finito, con tanto rammarico. La speranza di giocarsi fino in fondo la promozione in Serie B, nonostante una stagione pesante, seppur impreziosita dalla Coppa Italia, si spegne per il Catania al minuto numero 83, quando D'Ausilio manda in rete la sassata del 2-1, che riconsegna la qualificazione all'Avellino e la strappa ai rossazzurri, che erano andati anche in vantaggio, alimentando le ambizioni proprie dei tifosi. Castellini e compagni praticamente perfetti per un tempo, il primo li ringrazia Zeoli alla fine, poi si commuove congedandosi dal gruppo. Io adesso sono orgoglioso perché ho scelto da che parte stare, questi colori ormai ce li ho dentro e niente, buona serata a tutti. Zeoli non snatura la squadra, che aveva fatto bene fin dalla partita col Benevento, semplicemente inserisce Ndoi al posto del febbricitante indisponibile Zammarini. Proprio il numero 6 dei rossazzurri trova il cross vincente nella fase iniziale della prima frazione. Cianci anticipa difesa e portiere e fa 1-0. In quel momento il Catania è avanti di 2 gol nel doppio confronto, ma soprattutto interpreta al meglio tutti i primi 45 minuti, imbrigliando il tridente irpino formato da Gori, Patierno e Sgarbi. Nella ripresa però l'Avellino può inserire forze fresche, il Catania invece quello che ha in casa fra alcuni giocatori non al meglio fisicamente e atleticamente. I pericoli arrivano dalle fasce e si concretizzano subito. Furlan smanaccia un cross deviato, la palla arriva a Liotti che di destro manda all'incrocio. 1-1. Il Catania soffre ma regge fino all'83esimo, quando D'Ausilio spegne il sogno. In casa rossazzurra si deve adesso guardare al futuro. Palermo, al via la rivoluzione, Mignani verso l'addio, ipotesi panchina Zanetti, Dionisi e non solo, potrebbe andare via anche il DS Rinaudo. Marco Gullà. Rivoluzione Palermo, tanti gli aspetti da rivedere dopo l'eliminazione dei play-off, a partire dall'allenatore che non sembra aver dato le garanzie richieste. Sarebbe infatti Paolo Zanetti uno dei papabili per ereditare il posto di Mignani dopo la fine di una stagione tarata verso l'alto ma conclusa malamente. Zanetti, ex Empoli che ha condotto il Venezia alla promozione, sarebbe in pole position. Rimane una pista valida, anche quella che conduce all'ex Sassuolo Dionisi. Ci sarebbe anche il nome di Fabio Grosso, ma più defilato a causa del no ricevuto in estate. Il nome del neotecnico passerà comunque dal direttore sportivo, che con molta probabilità non sarà Leandro Rinaudo. Il DS è in scadenza il 30 giugno e i discorsi per il rinnovo sono stati interrotti da tempo. E poi già con la valigia in mano anche Capitan Matteo Brunori, contestato anche da alcuni tifosi dopo delle dichiarazioni in cui sosteneva che Palermo è una piazza esigente e difficile. Insomma, cantieri aperti. Il Palermo dovrà cambiare abito se vorrà ovviamente trovare la direzione giusta nella prossima stagione. E noi ci fermiamo qui, la TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buona domenica.